aspettiamo che arrivi, perché si parla della lingua nostra, e vorrei precisare lingua, questa lingua che serve moltissimo anche per evangelizzare. Io parlo di una mia esperienza personale. Sono stato, è da diversi anni che sono parroco, e vi dico che quando entrai in parrocchia dal 74 al 77 citavo durante le omelie frasi in latino. Quando poi ho avuto un'esperienza bella, nello stesso tempo amara, dell'occupazione della cattedrale da parte di tante famiglie senza casa, ho capito che quel latino non mi serviva più e che la lingua da mettere nelle omelie era la lingua nostra, la lingua sicula. Io l'ho visto. Allora ho capito che il mio linguaggio non era capito dalla mia gente. Allora da allora ricordo in quei 45 giorni di occupazione con 300 persone in cattedrale, vi dico che ho cominciato a fare la Via Cruce in dialetto e le prediche, mentre c'era quella povera gente, in dialetto. Quando finita una Via Crucis dove i ben pensanti non sono venuti perché non volevano, erano convinti che quella povera gente aveva delle pulci, aveva pidocchi e tante altre cose, un fratello di quell'assemblea mi disse: Padrino mio, io capii una cosa, che in sti quadri da Via Crucis ci sogno io, aveva capito tutto. E allora ho capito che nelle omelie, specialmente quando c'è gente semplice, bisogna parlare la nostra lingua e dobbiamo avere il coraggio, perché molti trapanesi non hanno il coraggio di parlare la nostra lingua. Io ringrazio voi che portate avanti la lingua siciliana. Ringrazio il mio carissimo, l'ho conosciuto Nino nella preparazione al matrimonio, mi ha fatto anche una poesia, poi mi ha fatto una poesia per i miei 40 anni di sacerdozio e ne sono contento, anche perché nei momenti conviviali della mia parrocchia io mi auguro che torni, perché porti gioia e porti comunione, perché la poesia porta comunione. Ricco di amore, ma un poeta siciliano ha un cuore ricchissimo d'amore. Però metterci anche un messaggio, quel messaggio che ogni domenica, quando fai il ministrante nella mia parrocchia, viene annunciato non soltanto a tutti, ma specialmente a te. E a te viene annunciato perché attraverso la poesia possa annunciare questo messaggio agli altri. Questo è l'augurio che ti faccio. Grazie di tutto quello che fai. Un po' sbandata la macchina, però riprendiamo il percorso e quindi invito ancora una volta l'avvocato Leonardo Poma per una sua comunicazione. In verità per questo intervento mi coglie di sorpresa perché non l'avevo previsto, non era previsto, ma non posso dire di no all'amico Nino Barone, che è veramente un grande nuovo poeta della nostra sicilianità. È una serata importante questa, una grande serata. Credo non soltanto per l'amico Nino, ma per noi tutti, per tutti i trapanesi, tutti coloro che siamo qua, per noi in particolare anche il gruppo poeti, quando dico poeti tra virgolette, naturalmente, perché la parola poeta è una parola impegnativa, una parola che implica molta responsabilità, molto impegno, poeti nella società. Gruppo che è stato voluto, è stato fondato dalla nostra presidente Mattia Padalucco, qui presente. Il discorso di base è venuto dalla poetessa Rosa Maria Ancona, che mi ha particolarmente
colpito, impressionato, è stato un excursus, possiamo dire, a 360 gradi sulla poesia siciliana, ha citato tutti i grandi, e proprio questa citazione credo che sia anulare per Nino Barone. Ho visto questa sera per la prima volta il libretto di Nino Barone, ho dato una scorsa veloce e ho visto quante poesie di sapore religioso, di contenuto religioso, di grande profondità, di grande intimità, di grande sensibilità. Credo che la poesia di Barone raggiunga davvero nel suo dialetto un grande lirismo e quindi il nostro sentimento, ci coglie davvero nel nostro sentimento. Forse ancora il grande giornale palermitano da bambino lo leggevo, da ragazzo lo leggevo, se ci fosse il grande giornale a questo punto di Peppino Denaro, oggi purtroppo sono scomparsi anche i figli, Tuli Denaro e Giacomo Denaro, comandanti che io conoscevo, anch'essi bravissimi poeti siciliani, credo che Nino Barone a buon diritto potrebbe davvero vedere pubblicate le sue poesie su uno dei più grandi giornali appunto dialettali di Sicilia. Quindi sarà ricordata in futuro tra i maggiori poeti tra la poesia. Grazie. Vieni Peppino, ti presento un mio amico che avrebbe il piacere di recitarti una delle sue poesie dialettali alla Settimana Santa. Così mi disse Paolo in occasione della Settimana Santa del 2001. E fu così che conobbi Nino Barone. Ci appartammo in una delle traverse del corso, la via Exmenes, e quel giovane alto dagli occhi di fuoco e di passione cominciò a recitare una delle sue poesie più belle, Amaronna di Massara. E mentre faceva dire quelle rime, la Madonna passava accanto a noi, un magico connubio di arte e tradizione. Al mio ritorno a Verona, propose a Nino di inserire le sue poesie nel mio allora giovane sito dedicato alla processione dei misteri, e nacque una profonda amicizia che ha avuto, come le stagioni della vita, anche momenti difficili, ma dove alla fine ha sempre trionfato la sincerità e la passione. Soprattutto apprezzata come i misteri non erano vissuti solo con il cuore che contraddistingue i trapanesi dopo, ma che era data a tutti la possibilità di conoscere questo cantore popolare che non è azzardato paragonare a frecce emozionali scagliate nella vita e che ci aiutano a comprendere ciò che è dentro di noi e che spesso non riusciamo, non vogliamo far venire fuori. Questa serata dedicata a Nino Barone e al suo splendido libro la sento per una piccolissima parte un po' anche mia. Tante volte ho detto a Nino che prima o poi la nostra un po' pigra Trapani avrebbe apprezzato il cuore di uno dei suoi figli più sinceri. La distanza mi impedisce di poter presenziare fisicamente, ma con il cuore sono accanto a Nino e a quanti hanno potuto apprezzare queste rime. Non mi è difficile immaginare gli occhi baruni che in questa serata di inizio anno saranno ancora più vivi e magari lasceranno uscire qualche lacrima di commozione, quelle stesse lacrime d'amore che accompagnano Nino quando a punta d'asta accompagna il rientro del gruppo L'Arresto al Purgatorio. Il bene del mondo e l'augurio di che questa strapuzza diventi un'ampia e lunga via da percorrere verso i traguardi più belli e meritati non solo della poesia ma soprattutto della vita. Bravo Nino, poeta dei misteri. Ne sentemo Peppino. Peppino Tartaro, che da trapanese emigrato o emigrante allora siamo veramente alla conclusione. Abbiamo voluto fare una cosa, diciamo, con un certo ritmo per evitare che gli argomenti, che gli interventi a volte, diciamo, sconosciuti per molti quando si va a cose nuove, potessero, come dire, distrarre.
quindi abbiamo cercato questo ritmo, speriamo di esserci riusciti. Io comunque ho visto persone molto saggiamente, molto, come dire, intente ad ascoltare, persone che come me vogliono imparare, e questo è un privilegio che questo pubblico ha, e vi faccio gli applausi. Volesse di fare chi che non hai fatto e dare più sostegno alle persone. Capisci che lo tempo del riscatto ogni secondo si tiene a dove. Volessi con me stesso fare un patto e ne scemmi fuori un tosciatore, spartere di sto cuore un pezzo un tatto a costa solo e campa un taragnone. Volessi salutare lo vicino e mettere di lato sti veleni e ridere, scherzare di continuo, livare alle cristiane pianti e pene. Volessi tanti giorni in ogni giardino portare lo profumo a cui non bene, non aspettare feste né festino per dire solo io ti voglio bene. Volessi connottare scarsoleggi e non tagliare razze né colore, saziare poi di tante picciregge che muoiono di fame tutti loro. Volessa forza chi d'aranciolegge, una forza certamente superiore, una grande luce come la mistegge, per questo hai pregato lo Signore. Grazie. Vediamo frequentissimamente con Nonnino Paolo. Un poeta, insomma, non dico che ti cambia la vita, però ti aiuta moltissimo, cioè vuol dire ti penetra, cioè, ti stimola la sensibilità, cosa che io in questi giorni ho fatto. E poi l'entusiasmo maggiore, insomma, è chiaro che mi è venuto perché mi ha dedicato una poesia. E non me l'aspettavo, è il primo premio che ho preso nella mia vita. Solo a 5 anni avevo vinto un crocefisso in un sorteggio, e questo, insomma, credo che, lo dico con rispetto, abbia superato quel premio della mia infanzia. Da quando c'è questa poesia mia lì dentro, io leggo le poesie. Ora non posso fare impegnare Nino a scrivere per ognuno di voi una poesia, però secondo me sarebbe giusto comprare il libro, insomma, quantomeno introdursi in questo ambiente che è davvero, come dire, immenso, grande. Si scoprono molte cose che noi viviamo quotidianamente, ma di cui per le nostre sofferenze, per i nostri impegni, per la quotidianità che ci assale e ci fa dimenticare tutto, noi non ci accorgiamo. I poeti si accorgono di molte cose, hanno questa capacità di scrivere. Allora, diciamo, a conclusione deduco che la disperazione a cui mi riferivo prima è solo la mia, io ho l'invidia di questa gente che sanno fare così bene, e io purtroppo non arrivo ai loro livelli. Noi abbiamo concluso, però volevamo chiudere così con la poesia, però non possiamo fare a meno di inserire non in un dibattito, ma in una breve celebrazione per Nino Barone anche il cantastorie Peppino Castro, se vuole